C'è attesa per il rientro in Italia della salma di Pino Nisticò, il 71enne di Mestre, ma originario della Calabria, che è stato ritrovato legato a una sedia e senza vita da un amico con cui stava trascorrendo un periodo di vacanze in Tunisia, a Monastir, una vicenda che ha scosso la città, in particolare la Cipressina, il quartiere in cui l'uomo, che ha lavorato come pizzaiolo in molti locali di Venezia e Mestre, viveva dagli anni 60, quando era arrivato dal sud a soli 17 anni, conquistando tutti per il suo carattere solare e gentile. Cioè io lo conoscevo da tanti anni, io sono nato e cresciuto qua alla Cipressina, è una figura sempre conosciuta, ma anche una bella persona, una brava persona. Cioè dispiace e di più ancora il modo. Tanto brava, però sei gentilezza, sempre fate spesa qua, lui non è tanto fare da così, era gentile e bravo. Sempre fate spesa qua a mia bottega. Sarà invece l'autopsia a chiarire esattamente cosa abbia causato la morte di Nisticò, il cui funerale dovrebbe essere celebrato proprio alla Cipressina, ovviamente non prima della prossima settimana. Pino in pratica era un riferimento del quartiere, aveva sempre una parola e un sorriso per residenti e negozianti. Credo di sì, perché noi lo vedevamo passare di qua. È rimasta molto colpito anche lei, insomma, da aver fatto. Veramente le cose sono veramente tristi. Ma diceva mia nuora che era tanto conosciuto, però non lo conosco. È rimasta colpita da quello che ha letto? Sì, poveretto, purtroppo. È una persona allegra, una persona anche educata, salutava. È rimasto molto colpito anche lei? Non pensavo proprio. E andai in ferie e non tornai più indietro. Lo vedevo tutti i giorni. Sempre sorridente? Madonna, altro che, sempre sorridente, sempre col sorriso, proprio una bella persona. Questa passione per i viaggi poi aveva? Aveva questa passione per i viaggi dopo che si stava godendo la meritata pensione. Intanto sul fronte delle indagini la polizia tunisina sta seguendo la pista della rapina finita nel sangue. Della vicenda si sta interessando anche il Ministero degli Esteri italiano, che ha chiesto un rapporto dettagliato alle forze dell'ordine tunisine che avrebbero già arrestato i 2 presunti responsabili dell'aggressione violenta.